Uno spot in tedesco per le spiagge di Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La costa adriatica si presenta al turista alemanno unita per un'offerta omogenea e di qualità. Una campagna promozionale, 300.000 euro all'anno per 3 anni, un investimento capace di produrre un indotto di quasi 2 milioni di euro. Alla presentazione dell'iniziativa in spiaggia a Jesolo ha tenuto banco però la discussione sullo spot della Calabria che invita a disertare il nord Italia. Allora, guardate, io ho visto quello spot, perché immagino si parli dello spot, penso alla disperazione a volte di brutti segnali e spero per loro che il bilancio di fine stagione sia buono, ottimo, perché se non sarà così saranno bocciati tutti. Questo spot è chiaro che è stato fatto semplicemente per far parlare gratis della Calabria, penso ne abbiamo parlato a sufficienza, adesso basta, penso che non sia corretto fare uno spot così, penso non sia corretto scrivere nei sottotitoli che qui la gente muore per le polveri sottili, che non sia corretto far credere al turista direttamente e indirettamente che il tema del coronavirus, degli assembramenti o di quant'altro mette a repentaglio la vita di chi viene qui. Questa non è correttezza istituzionale, se hanno deciso questo, evidentemente si sono dimenticati di tante brutte cose che la Calabria sa esprimere a livello nazionale e internazionale. Chiederete il ritiro dello spot calabrese? Sì, guardi, io ieri ho già mandato lo spot al presidente della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, che è Mauro Febbo, è anche un amico. Devo dire che tra noi assessori al turismo delle varie regioni c'è ottima sintonia, quindi sentirò anche la mia collega della Calabria da questo punto di vista. Gli ho chiesto che venga ritirato, quindi guardate, nessuno di noi vuole passare al contrattacco, ecco, cioè non vogliamo, però pensiamo sia utile ritirare quello spot e promuovere invece le bellezze che ogni regione ha e fare magari un'azione come quella che abbiamo fatto noi oggi. Ecco, per esempio il Sud potrebbe farla unendosi e facendo una campagna promozionale importante e non fare cose di questo tipo. La campagna parte da subito, fra l'altro sarà una campagna molto aggressiva nel senso positivo della parola, perché saranno molto presenti nei media tedeschi, parleremo poi a quel popolo che sono i nostri primi ospiti graditi, e ricordo che il Veneto ha oltre il 60% di turisti che è straniero, per cui partire dalla prima comunità straniera che ci visita e ci onora della propria visita ormai da oltre 40 anni, direi che è un grande segno anche di amicizia nei loro confronti. Un programma per l'intera costa adriatica, quali sono le caratteristiche della costa veneta rispetto alla costa friulana, giuliana o quella appunto dell'Emilia Romagna? Guardi, io penso che siamo un unicum, del resto condividiamo gli stessi ospiti, abbiamo le stesse nazionalità che ci premiano e penso che questo unicum sia dato da una qualità eccellente del servizio che forniamo, da una cura maniacale della spiaggia piuttosto che dei servizi, dal fatto che i nostri ospiti sono dei familiari. Tant'è vero che abbiamo una fidelizzazione che è altissima, il che vuol dire che il nostro turista, il nostro ospite soprattutto straniero, ma anche gli italiani, tornano ormai da decenni e anche da generazioni sullo stesso posto, il che vuol dire che vengono trattati bene. Insomma, il Veneto c'ha il tiramisù di diverso. Ma no, il tiramisù è ovvio che è Veneto, adesso per carità c'è sempre questa simpatica discussione, però come dico io, se hai la gubana non puoi avere anche il tiramisù, decidi, abbandonane una. Continuiamo a provocare. Ciao Max.